Eder. Mac. Pallister. Nell'ultimo periodo emerge con forza l'idea che una delle prime fotografie di Liliana ritrarrebbe una sosia, o addirittura una persona che avrebbe preso volontariamente il posto di Liliana. Lo sostiene una YouTuber che si fa chiamare Ertella. Il video che pubblica circa un mese fa si intitola "In esclusiva le prove del depistaggio". Viene presa una foto di Liliana davanti alla loggia di Piazza Libertà a Udine e viene detto che è photoshoppata, modificata, tagliata, inventata, manipolata e che insomma quella nelle foto non è lei ma una sosia e che siamo davanti a un grande complotto. Roba da non capirci più niente, ma in verità quella fotografia non è né inventata né manipolata da qualcuno per arrivare a depistare le indagini. La foto esiste e a pubblicarla per primi, dopo averla rinvenuta sui social, siamo proprio noi di Trieste Prima. Ci prendiamo anche la briga di segnalarlo a chi aveva inviato il link del video. Non succede nulla. Quel video resta lì, con visualizzazioni e commenti sul canale. Poco male, direte, se non fosse che in tanti casi il famoso circo mediatico, così definito dal procuratore capo De Nicolo, ha riscosso credito anche tra gli organi di informazione. Dopo la narrazione della banda degli onesti e dell'indagato per l'omicidio, c'è quella dei fanatici. La terza, e solo l'ultima, è quella di chi legge e studia i documenti. Ma tant'è, viviamo in un mondo dove vale tutto. Pensate solo a un passaggio. Per noi giornalisti la diffamazione è uno spettro che aleggia dietro ogni parola. Per youtuber e utenti social tutto ciò praticamente non vale. Perché basta leggere il post più recente per trovare persone che dicono chiaramente che ad uccidere Liliana è stato Sebastiano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.